Un'area gravemente contaminata di 24 ettari di superficie a est della statale di Alemagna, delimitata da una parte dal Piave e dall'altra dal torrente Desedan. In quell'insediamento industriale, in comune di Longarone, dove si sono prodotti prima pannelli truciolari in legno, poi pannelli in PVC e di resina sintetica e galleggianti per la pesca, negli anni si sono accumulati scarti di lavorazione ad altissimo impatto ambientale. Vane le richieste di ripristino dell'area da bonificare, posta sotto sequestro dalla magistratura fino al 1999, quando a seguito di un accordo tra Polimex, Pelf e Speranza Calcestruzzi vennero rimossi la gran parte dei rifiuti sul suolo. Ma la situazione è rimasta assai complessa anche dopo il sopralluogo nell'estate del 2000 della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, e ci sono voluti altri 23 anni per arrivare al dunque. Oggi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, ha deliberato di affidare a Veneto Acque l'attività di bonifica dell'area in cui operava l'ex Faesite. È un intervento importante che riguarda un sito cosiddetto orfano. Sono quei siti per i quali non è possibile individuare chi ha inquinato, quindi non ci si può rivolgere a un soggetto particolare responsabile dell'inquinamento, e quindi è obbligato a intervenire l'ente pubblico. Generalmente sono i comuni, in questo caso è area demaniale, siamo vicini al corso d'acqua e quindi interviene la regione attraverso la sua società partecipata Veneto Acque. 500.000 euro la somma a disposizione per le attività da eseguire: indagine di caratterizzazione integrativa, analisi del rischio e relativo progetto di bonifica, assieme all'esecuzione delle prime attività propedeutiche all'approntamento del cantiere e allo sgombero delle aree dalla presenza di rifiuti. La contaminazione accertata deriva sia dall'utilizzo dell'area come deposito rifiuti che dalle conseguenze dell'esondazione delle acque del bacino a monte della diga del Vajont, che ha comportato lo sversamento di idrocarburi contenuti un tempo in cisterne stoccate nel sito.